Credo che il documento sia molto interessante e sia da leggere con attenzione. Io mi soffermerei su un paio di attenzioni. La questione dei combustibili. Oggi un ostacolo grosso alla diffusione di alcuni combustibili, GPL e metano, se ancora si può parlare di ostacolo, è legato ancora a una rete insufficiente di distribuzione e alla impossibilità di fare il self-service. Credo che questi due aspetti, che sono criticità, possano essere utilizzati come punto di forza anche per le nostre imprese per sviluppare modalità atte o a farsi il pieno in casa. In paesi non troppo lontani da noi il kit del metano fai da te domestico esiste. In Francia c'è la possibilità di fare il GPL in self-service. Questa modalità, queste attenzioni possono essere fattori di sviluppo ed essere pensati come innovazioni non troppo onerose da spendersi a breve. Sicuramente invece un'attenzione più di lunga durata è quella legata allo sviluppo della trazione elettrica, dove credo il documento giustamente punti l'attenzione sul rifornimento e quindi sul velocizzare non tanto la ricarica della batteria quanto la sostituzione della batteria, e quindi pensare a una rete di sostituzione di batterie immediate in maniera tale che la trazione elettrica diventi competitivo anche nel rifornimento. L'approccio non può che essere intersettoriale, quindi parlare solo dei trasporti piuttosto che delle attività produttive è assolutamente riduttivo. Aggancerei anche un'altra sollecitazione, che è quella di lavorare sugli stili di vita, perché la modalità con cui ciascuno di noi, l'individuo, decide di spostarsi, di consumare, poi di vivere la propria esistenza, è il centro, è la modalità anche culturale sulla quale dobbiamo intervenire e lavorare. Oggi si parla troppo spesso di trasporto privato e di trasporto pubblico, soprattutto su gomma, su percorsi paralleli che difficilmente si incrociano. Ci sono forti margini di miglioramento sul tema dell'intermodalità. Far sì cioè che alcune linee di forza siano comunque servite dal trasporto pubblico, mentre le linee di adduzione o tragitti minori siano sviluppati su percorsi con mezzi privati. Quindi il tema dell'intermodalità si presenta non solo dal punto di vista strategico globale, ma anche come possibilità di investimenti per le imprese, per essere uno dei temi centrali per il Veneto orientale, ma per il Veneto nel suo complesso.